Calcio di punizione per il Città di San Vito. Il rilancio in avanti. Poi stacca di testa Bonaventura. Lascia il pallone lì. Cross in mezzo, poi Flamia con la schiena, la rovesciata per rimettere in mezzo e però ci allontana. Non è poi alzato. Mustaccia allarga per Forconi, la controlla con il collo del piede, poi si appoggia. Può crossare in mezzo, arriva il traversone, copesa la sponda, poi Bonaventura Procida anticipa l'attaccante. Qui tutto il coraggio da parte del centrale che effettivamente aveva visto che stava per colpire il pallone l'attaccante, poi intanto col sinistro ci ha provato Cardella, ma non è riuscito ad agganciare il pallone. Nel frattempo è pronto un cambio per il Bagheria perché sta per entrare, tanto esce Anelli. Entra con la maglia numero 15 Samuele Giannone. Questo è un cambio, il primo per il Bagheria, anzi no, perché è uscito Florio, quindi non Anelli che rimane in campo. Forse è stato un cambio deciso all'ultimo perché sembrava che dovesse uscire proprio Anelli, invece alla fine è stato Florio a lasciare il campo, dentro Giannone, e questo potrebbe essere un cambio. Infatti parlavamo in precedenza come quella posizione lì di trequartista possa essere una posizione abbastanza ricercata. Nel frattempo però vediamo un cambio di modulo perché adesso è un 4-3-3 per il Bagheria con Giannone che infatti si è allargato sulla fascia destra e invece Minnone che dovrebbe essersi indietreggiato. Nel frattempo palla di Giannone, ottima per Stassi che però parte troppo in anticipo, posizione di fuorigioco. Calcio di punizione quindi per il Città di San Vito, che gioca anche un po' con il cronometro, come biasimarli, risultato comunque di 1-2. Ricordiamo sul punto di battuta Di Benedetto che guarda, corre, ma guarda anche Ramaio sulla fascia sinistra. Probabilmente però lui deciderà di andare lungo. Palla alta, la tocca a Rosone, poi Bonaventura e poi Costa che non fa girare Guido Bonaventura, autore di un gol oggi, 3 in campionato in 2 partite. Ha iniziato molto bene, ma anche dall'altra parte Giorgio Stassi, una sfida tra bomber, tra numeri 9. A tempo forse qualche crampo per Stassi che sta un po' allungando. Bonaventura in mezzo a 2 maglie riesce a trovare comunque un tocco che però sfortunatamente per lui è il suo. Dunque rimessa a trave con Flamia sul punto di battuta, andrà lui con le mani. Palla lunga, Bonaventura la tocca, Anelli, rilancio per Giannone, poi corre, domina di fisico Stassi, contropiede del Bagheria che può fare ripartire l'azione, palla in velocità su Giannone ma c'è corre in anticipo, poi il rilancio di Avignone non è precisissimo. Anelli potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi manca forse anche forse quella follia per calciare da quelle distanze che comunque era abbastanza proibitiva, ma i compagni lo stavano incitando, si sentivano infatti da dietro, forse Costa, se abbiamo sentito bene, incitare il compagno a calciare da fuori, ma così non è stato per Anelli che non ha calciato verso la porta. Nel frattempo Avignone guadagna secondi e poi va lungo. Budales mette giù, poi Calandra, Forconi, sempre Budales, alza il pallone con la destra Anelli, poi Badami, uno dei migliori decisamente della sua formazione, corre, perfetto oggi Calandra, anzi Cardella, chiedo scusa, avanza l'11 che cerca l'inserimento di Forconi che arriva adesso alle spalle, cross in mezzo, nessuna deviazione, direttamente tra le braccia di Riccardo Ferrara e riparte immediatamente il Bagheria con il solito Badami che guarda, alza il viso e vede sulla fascia destra Anelli che con l'esterno si appoggia. Giannone prova il contrasto e riesce anche molto bene la parte di Di Benedetto, lo insegue Giannone,
Di Benedetto, poi l'intervento di Giannone, irregolare, cercava il pallone ma ha preso l'uomo secondo i titoli di gara, molto vicino all'azione. Giannone dice di no, però il direttore di gara ha guardato il 15 e con un cenno ha detto no, è stato un intervento irregolare questo. Dunque calcio di punizione sul punto di battuta, vediamo Miceli che batterà lui questo calcio di punizione probabilmente cercando una soluzione lunga. Controllo di rigore, ci sono dei uomini che possono effettivamente trovare una deviazione favorevole. C'è Cor, poi anche Bonaventura chiaramente, Rosone, Miceli, palla a cercare proprio Cor, allontana Procida, Cardella, Badami, Forconi, buono qui il suo aggancio, poi allunga il pallone direttamente dalle parti di Riccardo Ferrara che va subito lungo. La tocca Miceli. Poi non si capiscono in primo istante i due giocatori con Rosone che riceve il pallone. Punta l'uomo, Rosone, il dribbling su Flamia, poi il raddoppio perfetto da parte di Minnone che si fa vedere anche in fase difensiva, ma l'abbiamo detto, ha indietreggiato un po' il suo raggio d'azione, più offensivo nei primi minuti. Tanto cambio per il Bagheria fuori, Anelli che lascia il terreno di gioco stremato anche per il tanto caldo, dentro Giovanni Ruggeri. Vediamo dove si posizionerà il giocatore in maglia 19, se prenderà il posto sicuramente non dal punto di vista tattico del suo compagno, perché dato dall'altra fascia con Fiorentino che invece è venuto qui sotto la nostra postazione, dunque a destra, fascia sinistra invece per il neoentrato Ruggeri. Rosone, Bonaventura, buona qui la sua giocata, esce bene, palla al piede, Bulades rientra molto bene, finta contro finta, Gastone questa volta a bocca, calcio di punizione, piccola interruzione adesso, risultato di 1-2 con il Bagheria che ha trovato, intanto si continua a giocare con Forconi, cross in mezzo, Ferrara però è attentissimo su questi palloni aerei, è veramente difficile riuscire a cogliere impreparato il portiere. Uno scontro molto duro con Di Benedetto da parte di Giannone, tutto ok però, anzi di Fiorentino. Minnone, 1-2, buona qui la sua giocata, potrebbe trovare la posizione giusta, commette fallo Cor, vediamo se arriva anche il cartellino, sembrerebbe di no, però questa può essere un'occasione importantissima per ristabilire il risultato sulla parità. Ricordiamo 1-2 il risultato, ma questa punizione può essere veramente molto importante, perché il sinistro di Marco Minnone potrebbe essere una soluzione più che valida. Infatti l'11 va proprio a prendersi il pallone, quasi a dire: compagni, ragazzi, ci penso io adesso a calciare col sinistro. Qui anche un po' come se fosse l'approvazione da parte di Giorgio Stassi, che ha dato una pacca sulla spalla al compagno, come se volesse dire: pensaci tu adesso, io ho già fatto un gol, adesso tocca a te. Sul punto di battuta infatti si allontanano tutti, Minnone vuole calciare, ci immaginiamo infatti una conclusione, non crediamo che possa trovare uno schema. Da lì ha preso anche la rincorsa, sta guardando attentamente la porta, ma col sinistro Minnone, conclusione a giro, prende in pieno la barriera, poi la tocca Costa, no, non la tocca Costa, sembra se ci sono deviazioni in realtà, ma tutto regolare. Si continua dunque in rimessa laterale, si gira Minnone, poi Costa con la punta, Giannone, un po' anche tenuto in realtà da Di Benedetto, ma tutto regolare. Poi si continua, Costa, ottima idea col sinistro, corre con la testa, poi allunga Bulades, Miceli, il tocco morbido, va giù, commette fallo di Badami, calcio di punizione dunque. In testa Flamia, ottimo nella sua diagonale difensiva, poi si autolancia il giovane classe 2006
Buona qui la sua azione. Va verso il centro del campo. Scambia con Minnone. Palla in profondità per Stassi che guarda la porta. Stassi calcia direttamente tra le braccia di Avignone. Ma questa è stata una grande azione. Questa è Flamia che ha fatto vedere una buonissima gamba sulla fascia destra. La prima volta che forse ha attaccato realmente dal punto di vista offensivo. Lui che ha cercato più che altro di mantenere la posizione in fase difensiva, ma complice anche il fatto di avere un avversario come Rosone che comunque ti punta molto. Gastone con la testa. Ferrara. Pallone che rimane in campo con il Fiorentino. Poi Badami. Cor. La tocca, palla su Bonaventura. Il contrasto con Badami e Gastone. Ancora una volta Bonaventura tiene tutti lontani. Sta lottando praticamente su ogni palla il 9. Una grande prestazione per lui. Poi sguscia via e Gastone, senza badare allo stile, spazza questo pallone che favorisce anche il recupero, il possesso e il contropiede del Bagheria con Fiorentino che si appoggia da Stassi che può puntare. Va verso il sinistro, viene fermato in maniera regolare però da Ramaglio. Riparte poi in contropiede anche il Città di San Vito con Rosone che punta la difesa avversaria. Rosone rientra, poi col tacco lascia lì, prova a calciare Bulades, non trova però la giusta posizione e spara in